Da sindaco le dico che si prova un senso di mortificazione, anche perché limitare i mandati al numero degli abitanti, secondo me, è un limite che bisogna togliere, anche perché appunto riguarda esclusivamente i sindaci e i presidenti di regione. E sfuma anche per Stefano Marcon la possibilità di ricandidarsi alla guida della sua Castelfranco. Lo dice a margine dell'intervista. Ammette il sindaco leghista che l'idea lo aveva già sfiorato, quella di tentare un nuovo mandato da ieri sfumata con il ritiro, ancora prima della votazione, da parte del suo stesso partito dell'emendamento sul terzo mandato per i primi cittadini. Ritiro in extremis, probabilmente motivato dall'esigenza di spingere almeno per la corsa dei governatori uscenti. I cittadini sanno scegliere, dare loro la possibilità di esprimere i propri rappresentanti, io credo sia la massima espressione di democrazia. Rimanda ai segretari di partito l'analisi politica della bocciatura a Roma dell'emendamento affossato anche dagli alleati Marcon, ma non nasconde una certa amarezza e non manca di ribadire come ogni alleanza abbia le sue regole. Noi siamo leali con i nostri alleati nella misura in cui abbiamo sempre trovato lealtà e continueremo ad esserlo. Sono sempre convinto che a tutti i livelli il format di centrodestra paghi, specialmente in territori come i nostri.